Va ora in onda la rassegna stampa. Hai dato da mangiare ai gatti? Ci sono tutti? Ok, non abbiamo dispersi in giro. Gatti presenti, perfetto. Eccola qua, la nostra bottiglia, signori. Ci attacchiamo alla bottiglia ormai. Tranquilli, tranquilli, questa è vuota. La bottiglia pressata è diventata un orologio da parete con lo stemma di Radio Libertà. Il gadget che è presente qui nei nostri studi di Milano in via Bellerio 41 è chiaramente un qualcosa da collezione, inventato per voi da artigiani montanari. Ne abbiamo distribuito a iosa nelle Pratoni di Pontida lo scorso 21 settembre alla Pontida della Lega. Ne abbiamo ancora alcuni esemplari per ascoltatori fortunati che dovessero venirci a trovare negli studi di Milano. Come va? Dai, ditelo a me, come va? Come va? Lo so, un po', ti capisco anche Francesco, un po' deluso. Non era buono il caffè? Non l'hai trovato? C'è il caffè. No, perché una delle cose peggiori che ti possa capitare qui a Radio Libertà è che ti avvicini alla macchinetta del caffè e non c'è più caffè. È chiaro che qualcuno ne beve troppo, qualcuno ne beve troppo, ma non facciamo una guerra tra leghisti, ma ci mancherebbe altro, ci vogliamo tutti bene. Tu sei vannacciano o sei salviniano? No, per saperlo appunto quanto bene ci dobbiamo volere. Oggi si ride, sì, dai, ridiamo perché la rassegna stampa di Radio Libertà è anche un sorriso, speriamo di riuscire a strapparvelo, sempre difficilissima, ma ho trovato della bella ciccetta sui giornali di quest'oggi. Sì, la rassegna stampa di Radio Libertà alla quale partecipate tutti voi inviando un messaggio al 340 6709 659 per commentare la realtà, quella che tra poco vi leggerò dai quotidiani, ma prima però come al solito ci dedichiamo alla realtà delle agenzie e purtroppo il sito del Corriere mette in apertura solo il Corriere, Repubblica no, l'ultima ora drammatica da Milano, ragazza di 29 anni uccisa dal compagno sul terrazzino di casa, le coltellate, le urla dei vicini, l'ammazza. L'omicidio sul terrazzino di casa, qui sotto gli occhi dei vicini che hanno chiamato i soccorsi, la donna è stata presa a coltellate dal compagno. Così si comincia la mattinata di mercoledì 15 ottobre 2025 con il buongiorno da parte di Sammy Varin. E cosa dobbiamo fare, ragazzi? Repubblica invece naturalmente sul Medio Oriente e tutto quello che succede con i palestinesi, no, con gli israeliani, no, tu devi smetterla, Sammy Varin, pensare che Repubblica sia filo palestinese. Picchiati in gabbia e all'oscuro di tutto i racconti di 2 anni di terrore per gli ostaggi. Non dice israeliani, ma è chiaro, avete capito? No, scherzi a parte, oggi gran parte dei giornali certamente ha ancora paginone, paginate infinite su quello che succede a Gaza e soprattutto sul fatto che questi continuano ancora a spararsi, per cui sembra che la guerra non sia finita. E allora ti leggo la prima pagina del quotidiano Il Manifesto. Infatti titola "Hanno fatto la pace", come per prendere in giro, e si vedono le esecuzioni, direi quasi mafiose, posso dirlo, che stanno avvenendo sulla striscia di Gaza tra Hamas e i filo israeliani. Dici, ma scusa, è Trump che gli ha dato in mano ad Hamas la polizia sulla striscia di Gaza? Cosa pretendi? Tacciamo di infinite cose, chiaramente subito un argomento di discussione, se siete svegli, allerta, se siete in macchina vi dovete fermare e pure spegnere il motore e poi mi inviate un WhatsApp al 340 6709 659, guarda che ci ascolta Salvini, se vengo a sapere che ci fate un messaggio mentre guidate mi girano le balle. Naturalmente voi che siete a casa ancora spaparanzati sul letto, sul divano, o state
spucciando il vostro biscotto, voi che fate colazione con pane e politica, biscotti e politica, e scrivete a Sammy Varin 340 6709 659 il messaggio del buongiorno e vediamo di che umore siete. Di che umore siamo se leggiamo Avvenire? Non cambia molto, anche perché poi c'ha le sue idee un po' particolari e tra poco lo vedremo. La morte non dà tregua. Allegher, ragazzi, Avvenire ci fa venire voglia di vivere. Altre vittime tra i palestinesi, è vero purtroppo. L'esercito dice erano troppo vicini, cioè li hanno sparati perché erano troppo vicini. Io, ragazzi, lungi da me essere contro Israele, però ripeto, da giornalista e da speaker, da chiamatemi venditore di pentole, faccio questo mestiere dalla fine degli anni 70 quando ero bambino, negli anni 80 quando ho cominciato anche a leggere i notiziari e negli anni 90, in ogni notiziario a un certo punto si diceva Medio Oriente e si parlava del bambino, del ragazzino che aveva lanciato sassi contro i militari israeliani e loro per tutta la risposta gli avevano sparato. Ditemi se non è vero, io parlo con i colleghi che hanno fatto questo lavoro negli anni 90, ok? Queste notizie erano quotidiane e a un certo punto, lo dico contro di me, non le abbiamo più lette. Capito? È chiaro che poi qualcosa doveva accadere, probabilmente, qualcosa doveva accadere. La morte non dà tregua e questa invece è la versione di Avvenire. Aiuti bloccati di nuovo. Non è vero, poi li hanno riaperti perché Hamas non consegnava i morti, adesso ha cominciato a consegnarli e quindi hanno riaperto. Intervista a Nasser al-Kidwa, nipote di Arafat. Hamas diventi solo partito politico. Che è sempre una bella cosa, perché se avete ascoltato Giulio Cainarca l'altro giorno leggendo l'ABC di Hamas, effettivamente insomma delle idee per niente simpatiche. Fammi cambiare subito giornale, andiamo a scovare qualcosa che ci possa interessare maggiormente, come ad esempio il quotidiano Il Tempo. Perché vai sul Tempo? Perché il Tempo questa mattina, visto che ieri sera c'è stata la partita a Udine, proprio Italia-Israele, e abbiamo vinto, ma non me ne frega proprio niente, ma il titolo del Tempo è Cartellino Rosso, cartellino rosso. Trump fa la pace, la sinistra fa la guerra. Le avete viste le immagini ieri in diretta? Scontri a Udine durante Italia-Israele, i Propal non mollano e trasformano la partita degli azzurri in una rissa, mentre Trump tratta la pace a Gaza. E intanto Schlein vince in Toscana ma crolla nei sondaggi nazionali. E ora Conte punta alla leadership e si gioca il tutto per tutto in Campania con la strana coppia Fico De Luca. Così la mette Il Tempo e magari ci azzecca pure. Tommaso Manni, eliminare Israele almeno sul campo, bufera sul giornalista Rai e la sinistra tace. Ah, però, eliminare Israele almeno sul campo, ha detto questo giornalista della Rai. La sinistra non stava guardando la partita. La mossa di Giuseppi e la voglia di centro, così l'ex premier 5 Stelle prova a spiazzare il PD. Lo scrive oggi sul Tempo Augusto Minzolini. Poi, naturalmente, la strage a Verona. Fanno esplodere casa per non essere sfrattati. Morti 3 carabinieri, feriti 17 tra agenti e vigili. Finanziaria rush finale, ne parliamo, oggi alle 9 si arriva Alessandro Morelli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Parleremo anche di questo, che ci sono buone notizie. Ecco le misure, salari, bonus casa, taglio dell'IRPEF. Giorgetti parla di un miracolo. Il miracolo
è riuscito a farlo lui, dobbiamo dire, d'altronde sarà il prossimo presidente della Repubblica. No, ho sentito dire così, no? Senti, siamo sempre sul Tempo di Roma. Oggi il Tempo è carino perché si occupa dei semafori della capitale. Nella capitale ci sono i semafori più lunghi d'Italia. Lo sapevate? Eccola qua, una bella notizia leggera leggera. C'è qualcuno che è a caccia di notizie leggere, no? Nella trasmissione di Sammy Varin dice: dai, finalmente eccola qua. I romani sono fermi in auto 100 ore l'anno. E chiaramente noi siamo contenti di questa cosa, perché noi, zitto, quando si farà un'inchiesta qua a Milano, ma noi ci paghiamo anche le tangenziali, vorremmo ricordare agli amici romani, senza polemica, assolutamente. Senti, sai che faccio? Entro subito all'interno del quotidiano Il Tempo perché mi ha incuriosito questa cosa, però per arrivarci prima passo dalla Campania, pagina 8, boccia pronta a correre con la lista di Bandecchi. Oh signore, ed è già aria di derby con San Giuliano. Oggi la decisione dopo l'incontro con l'imprenditore. Lei dice non si è mai arreso. Se dovesse accettare si troverebbe come avversario l'ex ministro della cultura, Maria Rosaria Boccia e Gennaro San Giuliano. Ve li ricordate? Di spalla, Zaia ora pensa alla Liga Veneta, c'è l'ipotesi capolista, Zaia sì, Zaia no, Zaia sempre, però chiaramente sta venendo fuori un attimino come si posizionerà. Tutto è pronto per l'apertura questa sera al Pala Geox di Padova della campagna elettorale di Alberto Stefani, candidato alla presidenza della regione Veneto. Le star dell'evento, in cui il partito punta a mostrare unità, saranno il segretario Matteo Salvini, il governatore uscente Luca Zaia, il sindaco di Treviso Mario Conte, nonostante sia trapelata la notizia che Zaia avrebbe sciolto la riserva e sarebbe pronto a correre alle regionali come capolista della lista della Liga Veneta, in realtà ancora non c'è niente di concreto, mentre per quanto riguarda il suo futuro dovrà decidere se restare in Veneto come eventualmente presidente del Consiglio regionale o candidarsi alle suppletive nel seggio lasciato libero da Stefani, uninominale Camera Rovigo, in caso di vittoria del 32enne vice segretario leghista. Per quanto riguarda il simbolo con cui la Liga correrà alle regionali, sembra ormai assodato che non ci sarà il nome di Zaia, ma probabilmente sarà inserita la scritta Veneto. Chiaramente ne riparliamo, ma se siete in zona, ragazzi, a Padova, oggi Pala Geox, questa sera arrivano tutti i big della Lega. Sempre sul paginone riservato alle elezioni, pagina 8 del quotidiano Il Tempo, De Luca, è un po' che non lo vedevamo, è andato in vacanza, scende in campo con la sua civica e le liste Dem del figlio Piero si svuotano, il governatore uscente lancia una compagine ad personam, non esclude di candidarsi come consigliere. Paginone, mezzo paginone sul quotidiano Il Tempo, che io però giro per ricordarvi, ma ne parleremo più volte, che siamo ormai pronti con una manovra da 18 miliardi per il taglio IRPEF 9 in 3 anni, fondi per adeguare salari, bonus edilizi confermati, cambia l'ISEE. Scendo un po' più in basso e c'è l'intervista a Siri della Lega. Bene il contributo delle banche, sembra che quelli di Repubblica siano arrabbiatissimi su questo. Avanti con la rottamazione. Andiamo avanti con la rottamazione delle cartelle fiscali emesse fino a tutto il 2023, una misura di buon senso alle quali tiene la Lega. Spiega al quotidiano Il Tempo Armando Siri, coordinatore nazionale Dipartimenti Lega e consigliere per le politiche economiche del vice premier Salvini, che aggiunge di essere soddisfatto per il contributo che le banche verseranno per finanziare la manovra.
Non saranno contenti gli istituti di credito? Non penso, risponde Siri. È giusto e doveroso che anche il sistema finanziario e assicurativo contribuisca in modo proporzionato allo sforzo che il Paese sta compiendo per sostenere famiglie, lavoratori, imprese. In una fase complessa come questa la responsabilità deve essere condivisa da tutti, soprattutto da chi negli ultimi anni ha potuto contare su margini e utili significativi. Passiamo alla misura bandiera leghista, come la rottamazione. Ci sono problemi? Chiede il Tempo ad Armando Siri. Nessuno. Vanno solo definiti meglio i costi della misura. La Ragioneria è al lavoro per questo, perché i conti in questo caso vanno fatti alla virgola. La copertura è di 2 miliardi. Ma mancano ancora le modalità, però siamo d'accordo sul fatto che varrà per tutti i cittadini senza ticket d'ingresso o paletti. Sarà escluso solo chi non ha mai presentato la dichiarazione dei redditi. Quanto ai tempi, il pagamento si estenderà a 9 anni con rate tutte uguali. Oggetto della rottamazione saranno tutti i ruoli emessi fino al 31 dicembre 2023. Altro tema caro alla Lega è la riformulazione dell'ISEE. Cosa cambia? Come da noi chiesto, esce dal calcolo dell'indice patrimoniale la casa. Questo consentirà a tanti cittadini di godere di prestazioni sociali anche se proprietari di un immobile. Per ora solo se il valore catastale è sotto una certa soglia, ma contiamo di estendere questo limite nelle prossime manovre. C'è una misura che ascrive al pressing della Lega? Il rifinanziamento e l'incremento dei fondi per la sanità. Così spiega Armando Siri nel paginone economico a pagina 16 del quotidiano Il Tempo. Ma io vado a Roma, signori, sono a caccia di semafori, magari mi state proprio ascoltando con la radio DAB in auto fermi a un semaforo, quei rossi infernali, i semafori da evitare in amara attesa, titola quest'oggi Il Tempo nel paginone riservato a Roma. Ecco la top 10 degli impianti, top 30 degli impianti con i tempi più lunghi. Primo posto, quello di Piazza Venezia a Roma, quasi 3 minuti di semaforo, ragazzi, ed è divertente perché poi all'interno, no, in amara attesa, prigionieri del caos, i romani passano nel traffico dalle 70 alle 100 ore ogni anno. Alt, si salvi chi può. Ecco i rossi infernali che è meglio evitare. Semafori infiniti, a Piazza Venezia lo stop arriva quasi a 3 minuti. Insomma, il tempo è così prezioso e il semaforo così lungo che quasi quasi oggi, invece di aspettare che scatti il verde, lascio l'auto in mezzo alla strada e vado a prendermi un caffè qui all'angolo. E in effetti in 3 minuti uno ce la fa anche. Ragazzi, c'è una bella pagina quest'oggi sul quotidiano Il Tempo che ci ricorda come passiamo gran parte della nostra vita al semaforo. È chiaro, non tutti, adesso non pensare che io pensi. Assolutamente non mi ha sfiorato nessuna idea geografica, tanto che vado sul quotidiano La Repubblica, che chissà perché mette in apertura la stretta sulle banche. Oh, ma non sei contenta, Repubblica? Manovra da 18 milioni. Maxi contributo da credito e assicurazione dell'ABI, IRPEF taglio dal 35 al 33% e 2 miliardi per i salari. Sono arrivati, veramente un mago, Mago Giorgetti lo chiameremo. 2 miliardi ieri sera, saltati fuori per i salari, per i nostri stipendi. Crescono però le spese militari. La manovra presentata dal ministro Giorgetti sale a 18 miliardi, 2 in più di quanto sin qui stimato, per favorire l'adeguamento salariale al costo della vita nel 2026. Ma è scontro con le banche, non c'è intesa sul prelievo. Il contributo complessivo dell'Istituto di Credito e Assicurazione dovrebbe essere di 4,5 miliardi. L'ABI è contraria a tasse straordinarie, previsto il taglio dell'IRPEF dal 35 al 33%, aumentano le spese militari. Così Repubblica nel titolo principale, di spalla c'è la tregua di Gaza già a rischio, scontro sui corpi degli ostaggi, l'IDF chiude la via dei soccorsi, Trump avverte Hamas,
Cedete le armi o ci pensiamo noi. Poi ricordiamo, la via dei soccorsi è stata riaperta nella notte. Naturalmente le altre segnalazioni, con la strage nel Veronese, sfrattati fanno esplodere la casa, muoiono 3 carabinieri, e la storia di Filippo Ceccarelli, una storia che oggi è su gran parte dei quotidiani, il Parisi sbagliato e il pasticcio italiano. Non scherzare troppo, Repubblica, perché la sto campionando, burocrazia l'avete inventata voi di sinistra. Le vie della scherzo, dai, le vie della sventatezza istituzionale, per non dire della cialtroneria di potere, sono infinite. Ieri il pasticciotto su San Francesco e Santa Caterina, ieri per dire, insomma, l'altra settimana. Oggi il Parisi sbagliato nella commissione antidoping. Anche in questo secondo caso l'elemento comico reclama suo primato, ma chi conosca un po' il Nobel Parisi, formidabile figura di scienziato poeta, nonché recente autore di un libro di favole ma sempre amabilmente preso dalle sue stesse scoperte come in un cartone animato, ecco, la risata si raddoppia immaginandoselo alle prese con gli atleti che si bombano. Parisi, Nobel, scienziato, fa ridere certamente. Poi Filippo Ceccarelli fa questo articolo assolutamente divertente, dando la colpa alla Meloni, ci prova, forse non della Meloni, ma di qualcuno che è appunto schiavo della burocrazia, si passa da un tavolo all'altro questa cosa e nessuno va a controllare che Parisi poteva mai essere. Eter Parisi, magari, dici. Andiamo a pagina 18, dai, non abbiate paura, datemi la mano, dai, ci sono io. C'è Sammy Varin, tranquilli. Anche a pagina 18 c'è Sammy Varin. Nella Lega processo a Vannacci. Salvini lo rassicura, hai dato tutto. Romeo, dopo la Toscana, se perdi l'identità calano i voti, malumori in vista del federale, sotto accusa i fedelissimi del segretario. Insomma, che cavolo è successo? Beh, soprattutto la frase di Vannacci, l'abbiamo visto ieri su Instagram, chi pensa che io mi fermi non mi conosce. Questi sono i risultati che mi fanno andare avanti più determinato, grazie a tutti i patrioti. Sì, perché la sensazione che abbiamo, e chi vi parla è una tessera RIA del 1987 della Lega, quindi insomma qualcosina, pochetto l'ho vissuta, la sensazione è che solo i patrioti abbiano votato Vannacci, pochi altri, capito? Visto che la Lega in Toscana non è arrivata al 5%. Quindi cos'è successo? Lo chiedo a voi, 3406709-659, lo chiederemo anche ad Alessandro Morelli alle 9 in diretta qui su Radio Libertà. Certamente forse non è piaciuto che Vannacci, che era responsabile della campagna elettorale in Toscana, abbia piazzato persone a lui vicine e l'unico eletto è praticamente il suo vice, cioè il responsabile dei noi con Vannacci, di quei club lì. È chiaramente un caso che però non conosce nessuno, hai capito? È quello che dicevo un po' nelle scorse settimane, attenzione a non piazzare personaggi assolutamente sconosciuti. Sì, è giusto, è come vice segretario, come responsabile campagna elettorale, forse potrebbe piazzare quelli che vuole, però forse c'erano nomi in Toscana nella politica della Lega, perché parliamo della Lega, un po' più conosciuti. Ecco, forse potrebbe essere questo il motivo per cui c'è stata una ribellione all'interno della Lega. Ditemi se sto sbagliando. Io sinceramente vi dico col cuore in mano, guarda, ce l'ho qua che fa tic tac, io sinceramente questa cosa non la capisco. Cioè, uno che della Lega vota Lega e solo Lega. Cioè, ragazzi, l'importante è l'idea che deve andare avanti. I personaggi poi magari imparano, come stiamo insegnando a Vannacci a dire la parola. Ripeti con me, Vannacci, vediamo se hai studiato bravo, auto, non automobile, auto, non automotive, no, autoreplicante, no, autonomia, l'ha detta, il generale ha detto autonomia. Dai, sto drammatizzando, ragazzi, oh signore. Chiaro che
Io una roba del genere non l'avrei mai fatta, cioè che sono in Toscana, in Lombardia, cioè uno è della Lega, voti Lega finché muori, lo spadone è sempre qua. Vuoi vedere il mio spadone? Guarda, è di là, vieni in redazione, ti faccio vedere lo spadone. Capito? Poi vabbè, giustamente, beghe interne, posso capire che qualcuno, insomma, che voleva essere candidato un po' più visibile, gli sono girato le balle, e che cavolo. Vabbè, fatto stare, signori, se volete polemizzare, oggi su Repubblica, pagina 18, nella Lega, processo a Vannacci, Salvini lo rassicuro, hai dato tutto. Ma io giro ancora, perché su Repubblica si parla di manovra, 2 miliardi per i salari, taglio IRPEF e più spese militari, ma che interessa a me è l'intervista a Claudio Borghi Aquilini, a proposito di Toscana, uno che davvero ce l'ha messa tutta tempo fa. Niente accesso alla rottamazione per chi non dichiara. Questa è la frase virgolettata che piace moltissimo chiaramente a Repubblica, ma noi non abbiamo mai voluto rottamare chi non fa la dichiarazione dei redditi. Una cosa deve essere chiara, scrive Repubblica intervistando Borghi: chi non ha mai presentato la dichiarazione dei redditi non potrà accedere alla nuova rottamazione. Oh, perché è un evasore, porco cane. Oh, se lo vogliono sentire dire dalla destra, quelli di sinistra così sono contenti, come godono. A mettere sul tavolo la prova che la Lega non intende aiutare gli evasori totali è Claudio Borghi, senatore e tra i più vicini a Matteo Salvini. Il leghista si dice fiducioso sul sì degli alleati allo schema a cui sta lavorando il suo partito. Siamo alla quinta rottamazione, perché un altro favore a chi non paga le tasse? Oh ragazzi, sono gnocchi quelli di Repubblica. Nessun favore agli evasori, che pazienza Claudio Borghi. Questa sarà l'ultima rottamazione, nessuno nutri anche solo una piccola speranza che ce ne possa essere un'altra. Ragazzi, l'ultima rottamazione, questo è da titolo. Intanto arriva una nuova possibilità. Perché così urgente? Guardi che questo non è un capriccio della Lega, scrive Claudio Borghi Aquilini. Chiediamo semplicemente di venire incontro a chi, pur avendo presentato la dichiarazione, poi non ce l'ha fatta a pagare tutto il dovuto. Ci sono stati anni in cui un'azienda non ha avuto neppure la possibilità di pagare l'INPS ai propri dipendenti, ma niente condoni o favori al nero. Non vogliamo aiutare in primis lo Stato, e lo Stato sono anche i milioni di cittadini in difficoltà. Però non tutti quelli che presentano la dichiarazione poi non pagano perché hanno una difficoltà economica. La rottamazione vale anche per loro? Risponde Borghi: non posso fare l'analisi psichica delle intenzioni dei contribuenti, ma tengo a credere che se uno fa una dichiarazione fedele e poi non adempie è perché è in difficoltà. Magari qualche creativo che si autodenuncia e poi non paga potrà anche esserci, ma noi vogliamo tenere fuori il dolo e premiare la buona fede. Come? Con il ministro Giorgetti e Salvini stiamo lavorando a una rottamazione in 9 anni con 54 rate bimestrali per permettere di diluire i pagamenti dei carichi affidati all'agente della riscossione fino al 31 dicembre 2023. Fratelli d'Italia chiede paletti alla rottamazione a iniziare dall'introduzione di un acconto del 5%. Siete favorevoli? Per noi la maxi rata finale non ci, e passo di là, deve essere, così come l'importo minimo per il singolo pagamento. Quanto costa il vostro schema? Per Forza Italia non si può andare oltre gli 1,5 miliardi. Il costo, dice Claudio Borghi, è di circa 2 miliardi su 2 anni, meno del taglio dell'IRPEF che pure sosteniamo ed è importante per aiutare il ceto medio. Ma a differenza di quest'ultimo intervento, l'appesantimento dei conti dato dalla rottamazione è solo per un anno, poi si riduce bruscamente, dal quarto anno in poi si trasforma in un saldo positivo per lo Stato, che così ci guadagna. Gli alleati diranno sì alla fine? Claudio Borghi: sono fiducioso che andrà così, anche perché la pace fiscale fa parte del programma di governo. Per noi andava fatta già l'anno scorso, quest'ultima scialuppa non può aspettare ancora. Così Claudio Borghi Aquilini parla di rateizzazione, parla di questa
Bella manovra, bella sì, perché mi sembra veramente una cosa positiva per gli italiani. Chiaramente, signori, chiedo a voi l'ardua sentenza, perché siete soltanto voi quelli che potete dire effettivamente qualche cosa sta facendo la Lega e il governo della Meloni. Inviate il vostro WhatsApp al 340 67 09 659 perché tra pochissimo ve lo leggo. Adesso arriva Fabrizio Giannuzzi, armonica a bocca, live, suonato appositamente per gli ascoltatori di Radio Libertà. Vuoi che te lo mando subito, Francesco? No, lo mando tra poco, lo mando tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Libertà, il mio nome è Fabrizio Giannuzzi, già l'avete ascoltato altre volte. Vi presento un pezzo composto da me dal titolo Risveglio per armonica, bocca e chitarra, suonato da me in contemporanea, registrato in un ambiente stupendo, non in studio, non ci sono correzioni, è il momento che conta, è lo stato d'animo in cui mi trovo. E anche gli agenti esterni che possono essere le nuvole, può essere il sole, il caldo, il freddo, la nebbia e tante altre cose, tanti altri fattori. Lo dedico a tutti quanti voi, lo dedico in particolar modo al carissimo Sammy Varin e mi scuso a priori per l'audio che non è sempre dei migliori perché, come ho detto, non è in studio che registro, ma bensì dove mi trovo e dove più mi aggrada suonare. Perciò non posso correggere, è il momento, come ho detto prima, che conta. Continuiamo a sostenere la nostra radio e a risentirci. Buon ascolto. Ohne Mikrofon. Ohne Mikrofon, wie der vor. Ohne Mikrofon Nummer 2. Wie der voll.
Io vi voglio bene, trasmetto soltanto musica indipendente sconosciuta con registrazioni appositamente fatte per voi. Questo è il risveglio di Fabrizio Giannuzzi, italo-tedesco, più italiano che tedesco o più tedesco che italiano, ma qui comunque si trova nella terra che lo sta ospitando una registrazione per armonica a bocca e chitarra fatta appositamente per gli ascoltatori di Radio Libertà. Non la troverete da nessuna parte, ve lo dico subito, è un favore che ha voluto fare a voi e soprattutto con l'appello, avete sentito, a sostenere Radio Libertà, magari venendoci a trovare qui nei nostri studi di Milano in via Bellerio 41 con un omaggio alimentare, certo mangiamo molto da queste parti, o semplicemente con un contributo volontario, una sovvenzione. Certo che ringrazio Fabrizio, ringrazio tutti gli artisti che ci fanno avere le loro produzioni genuine, che molto spesso appunto non trovate neppure in rete. 3406709 ci state inviando i vostri messaggi per confermare di che umore siete quest'oggi. Buongiorno, chissà quando si capirà che solo l'educazione e il ripristino dei 10 comandamenti fermeranno la violenza e le derive morali di una società senza futuro, scrive Marco, che forse ci azzecca. Marcello, con chi ce l'ha? Salvini dovrà essere Presidente della Repubblica, così in qualità di capo supremo del CSM regolerà i conti con i giudici che proteggono delinquenti e clandestini. Caro Marcello, sei svegliato con questa idea. Buongiorno Sammy, ognuno è libero di avere la propria opinione, ma il problema della Lega è la perdita di identità di partito credibile su sicurezza, immigrazione, rispetto delle norme sulla sicurezza, fatte a pezzi dai Propal, senza dimenticare l'appoggio del governo Draghi. Infine, con lo stesso approccio, il 13% della Lega in Veneto contro il 30% di Fratelli d'Italia è colpa di Zaia, con stima Roberto da Peschiera. Roberto, apprezziamo le tue meditazioni e anche le vostre, chiaramente inviateli al 340 6709 659. Io sinceramente su sicurezza e immigrazione eccetera c'è solo e soltanto la Lega. Poi gli altri cercano di copiarci, è logico che, come dico sempre, la politica è una giostra, gli italiani sono fatti così e vogliono premiare quel partito e lo vedi alle stelle e poi dopo scende giù nel fango alle stalle. Deve fare quella fine, quindi chiaramente speriamo non succeda anche alla Meloni, anche perché poi forse abbiamo finito i partiti, li abbiamo fatti salire e scendere un po' tutti quanti e perdonatemi, all'interno del centro-sinistra non vedo proprio quei personaggioni che voglio sentire dalla destra che non c'è rottamazione perché ha sempre evaso le tasse, perché poi possono puntare il dito con vogliono sentire dalla destra che non c'è rottamazione perché ha sempre evaso le tasse, perché poi possono puntare il dito contro la destra, perché convinti che gli evasori sono solo nel centrodestra. Travaglio docet, ci scrive un altro Marco, capito tutto. Mi rituffo sui quotidiani, signori, e vado sul quotidiano La Verità. Come titolo è particolare, ma noi a proposito di Lega l'abbiamo sempre pensato, con i migranti importiamo povertà. Le risorse della Boldrini, ve la ricordate, sono in realtà un costo per tutti i contribuenti. Mamma mia, lo diceva Umberto Bossi quanto? 10-15 anni fa, forse di più. Ci abbiamo ancora la registrazione in redazione, poi ve la trovo. Il tasso di indigenza assoluta nelle famiglie composte esclusivamente da stranieri è salito al 35,2%, mentre leggermente calato al 6,2% dei nuclei di soli italiani. Stiamo aprendo le porte a chi, invece di pagarci in futuro la previdenza, ha bisogno di assistenza. Siamo sul quotidiano La Verità, in taglio alto per salvare la poltrona a Macron, francesi ancora in pensione a 62 anni, ma anche Garlasco, Sempio licenzia Lovati, venditi
sbotta ho la vita rovinata. In centropagina naturalmente la bomba contro lo sfratto, strage di carabinieri, 3 fratelli riempiono di gas il casolare e lo fanno saltare in aria quando entrano i militari, 3 morti, 25 feriti, 3 gravi, cordoglio unanime pure degli ipocriti che non perdono occasione per attaccare le forze dell'ordine. Nel riquadro, scontri con la polizia, Pietra ferisce giornalista Rai, i Propal mettono Udine a ferro e fuoco. L'Italia batte Israele 3-0, playoff sicuri. Questi i titoli principali del quotidiano La Verità, e a pagina 5 eccola qui la verità. Con gli immigrati importiamo povertà. Il tasso di indigenza continua a crescere per gli extracomunitari, mentre cala leggermente per le famiglie italiane. Il rapporto è 5-1, significa che saremo noi in futuro a dover pagare assistenza, sussidi, abitazione e pensioni a chi è privo di risorse. Ne parla oggi a pagina 5 Maurizio Belpietro sul quotidiano La Verità. Giro la pagina, oltre naturalmente alla manovra, in manovra tagli IRPEF, pace fiscale, più soldi alla sanità e per le imprese, troviamo ancora l'ennesima gaffe di Schillaci sulle nomine da firmare, è cattiva oggi la verità, da firmare restano solo le dimissioni. Il ministro piazza il Parisi sbagliato a capo dell'antidoping. Invece di Attilio, noto medico dello sport, ci finisce Giorgio, il Nobel alla fisica. Ennesima figuraccia dopo il caso NITAG, e per fortuna non ha scritto Ether Parisi. Tacciamo di infinite cose, io chiaramente già da tempo parlo della caratura dei politici di certi partiti, e forse prima di fargli fare un mestiere del genere ci vuole un po' di caratura, ma sicuramente mi sbaglierò. Danni da vaccino. Ministero punito, lo sapete, La Verità è l'unica che traccia questi argomenti che poi ci fanno bloccare sui social. Salutiamo anche gli amici di Facebook e YouTube, tra poco sarò silenziato. Mentre l'Opalco elogia l'operato suo e del governo durante la pandemia, il Tribunale di Asti dispone un indennizzo a una donna colpita da mielite trasversa dopo l'anti-Covid. Ne parla Maddalena Loi quest'oggi sul quotidiano La Verità. The Donald innamorato di Meloni. Ragazzi, la Meloni ha fatto un nuovo libro, lo sapevate? Comprate tutti il suo libro, gli ha fatto lo spottone Donald. Dopo aver fatto il piacione a Sharm, il presidente americano rinnova la stima verso il premier italiano e invita gli americani a leggere il suo Io sono Giorgia. Lei ringrazia, molto gentile, amico mio. E vabbè, almeno sapete cosa regalare a Natale, il libro della Meloni. Giro di nuovo la pagina, ultima segnalazione per La Verità, l'allarme della Coldiretti, no ai cibi sintetici a scuola. C'è preoccupazione per la presenza di alimenti ultraprocessati nelle mense, che fanno pure schifo già quelli che ci sono nelle mense di alimenti, se poi ci buttiamo dentro ste cose. Il presidente Prandini, ma lo candidiamo o no? Il comparto vale 707 miliardi, quanto 20 manovre. Vecchioni, una massa di risorse private, ha identificato il mondo agricolo come opportunità. Questo ed altro sul quotidiano La Verità, che lascio per tuffo sul Corriere della Sera. Gaza, scontro sui corpi degli ostaggi. Trump, restituire le salme. Croce Rossa in azione per recuperarle, denuncia dalla Striscia, morti per il cessate il fuoco violato. Israele limita l'ingresso degli aiuti, poi la limitazione appunto è crollata. Le esecuzioni di Hamas contro gli ex alleati e i clan rivali. Sulla restituzione dei cadaveri degli ostaggi ancora tensione tra Israele e Hamas, sono 28 i corpi dei rapiti, 8 sono già stati riportati alle loro famiglie. Interviene anche il presidente americano Donald Trump, le salme devono essere ridate ai familiari, ma potrebbero volerci mesi. Hamas contesta la violazione del cessate il fuoco e denuncia che ci sarebbero state 6 vittime, mentre Israele chiude il valico di Rafah, resa dei conti tra i miliziani di Hamas, esecuzioni contro i rivali
e gli ex alleati. Non vi faccio vedere la vignetta di Giannelli, ma l'avete già vista in radiovisione, è Lega Vannacci al contrario, c'è Vannacci vestito da guerriero, gli manca lo spadone però c'ha l'elmetto e c'ha tutto, c'ha lo scudo, c'è Lega Vannacci al contrario. È lui che è in bilico con una mano, cammina sulle mani con una sola mano e dovete ridere perché va Giannelli, fa ridere. Parisi non è Parisi, questo è il caffè di Massimo Gramellini, chiaramente si parla di ops, tutti gli ops che si sono passati da una scrivania all'altra e nessuno si è accorto di che Parisi fosse quello che volevamo far lavorare. Giro di nuovo la pagina, signori, sul Corriere, le battute di Zuppi, i ministri schierati e Leone in anticipo stressa gli staff. L'appello del presidente: disarmiamo le parole. La prima visita ufficiale del Papa Leone al Quirinale da inizio pontificato. E chiaramente, se vi interessa, tutto vostro, ma a me interessa Giampiero Rossi, cosa scrive lui più in basso: restituire l'Ambrogino d'oro? Indecoroso premiare la flotilla, molti la pensano come me. Sì, adesso è su tutti i giornali. Il no di Bernardini De Pace alla proposta, i dubbi di Azione. Li ho contati, sono 476 messaggi, tutti di sostegno, tranne uno che mi dice che faccio bene a restituirlo perché tanto non lo meritavo. L'avvocata Anna Maria Bernardini Di Pace racconta così il giorno dopo la sua sfida al Comune di Milano. O io o loro, ha detto in sostanza in una lettera indirizzata al sindaco Giuseppe Sala. Il nodo è l'Ambrogino d'oro, benemerenza cittadina che quando arriva l'autunno diventa inevitabilmente materia di divisione e scontri. Questa volta è lei ad aprire le danze dopo aver letto che i consiglieri dei Verdi e la capogruppo del PD in Consiglio Comunale a Milano, Beatrice Oguccioni, hanno candidato al riconoscimento Margherita Cioppi, attivista milanese della Global Sumud Flotilla. E l'articolo prosegue e c'è da divertirsi a pagina 17 quest'oggi sul Corrierone. La politica, basta inseguire il Movimento 5 Stelle, la spinta dei riformisti PD dopo il voto in Toscana, a Firenze, calo Dem e balzo di Renzi, Sala, ora proposte moderate. E poi naturalmente c'è la scalata di Bernard, già bersagnano a 14 anni e ora mister preferenze, papà arrivò in gommone, tutti a votarlo, nato in Albania, oggi alfiere della Repubblica, Bernard Dica, e tutti a votarlo, complimenti. La pagina successiva è per noi. La resa dei conti dentro la Lega. Attacchi a Vannacci, lui non mollo. Il partito diviso sul suo ruolo. Il silenzio di Salvini che oggi lancia la campagna in Veneto. Massimo Franco e la sua nota. L'ipoteca del generale sul futuro del Carroccio. Mettetevi comodi. Rispetto alle politiche del 2022, nella maggioranza si stanno consolidando due novità. La prima è che il partito di Giorgia Meloni si puntella come perno indiscusso della coalizione di destra. La seconda è che Forza Italia sta soppiantando la Lega come secondo alleato in termini di voto. È vero che tutto avviene sullo sfondo di un astensionismo così pesante da dimezzare di fatto le percentuali ottenute. Quando va alle urne meno della metà dell'elettorato, anche la legittimazione è depotenziata. Ma le regionali stanno certificando un calo del Carroccio che sottolinea di rimbalzo la crescita lenta di Forza Italia. Difficile pensare che questa tendenza possa destabilizzare la leadership del vice premier e ministro Matteo Salvini. Di certo però rischia di logorarla, anche perché la scelta di puntare sull'ex generale Roberto Vannacci, macinatore di consensi alle europee 2024, si sta rivelando meno felice del previsto, e non perché ha creato resistenze tra i governatori leghisti del nord e stravolto l'identità storica del Carroccio, né soltanto perché Vannacci, da vice segretario e plenipotenziario in Toscana, ha ridotto le percentuali del partito ai minimi termini. Il problema è che dopo aver assaporato
usurpato il potere, ora è deciso a condizionare la politica leghista e senza avere ripensamenti sulla sua strategia estremista e filorussa. Ieri in un video lo ha detto brutalmente, rivolto in primo luogo al partito col quale si è candidato: chi pensa che io mi fermi non mi conosce, chi pensa che mi scoraggi sbaglia. Questi sono i risultati che mi fanno andare avanti più determinato, grazie ai patrioti che hanno voluto sostenere la Lega. Un approccio destinato a inasprire le tensioni tra Salvini e il resto del partito. Qualcosa si intuisce dall'avvertimento arrivato dal presidente dei senatori, Massimiliano Romeo. Pur senza citare Vannacci, Romeo ha ricordato che va bene il contributo di chi può dare un valore aggiunto, ma se si perdono l'identità, il territorio e la militanza, non ci si può meravigliare del calo di fiducia. Il silenzio del resto della nomenclatura nordista non è difficile da decifrare, basta registrare i toni poco concilianti del governatore uscente del Veneto Luca Zaia. La conseguenza più immediata del riequilibrio nei rapporti di forza in teoria sarebbe quella annunciata dal portavoce di Forza Italia Raffaele Nevi, quello simpatico. Il dato della Toscana ci fa gioco per ottenere maggiore attenzione sui dossier aperti nel governo, ha detto Nevi. Eppure l'esigenza di conciliare richieste contraddittorie ha portato il governo a chiedere un contributo alle banche di circa 4,5 miliardi di euro, una mezza vittoria di Lega e Fratelli d'Italia. E la ricerca di un compromesso sulla pace fiscale, eufemismo per rottamazione, dice che alcune partite rimangono aperte per non appesantire i conti pubblici. Così la nota di Massimo Franco sull'ipoteca del generale sul futuro del Carroccio. E intanto Bundu, Antonella Bundu di 55 anni spera ancora. La candidata di sinistra è esclusa, il tribunale ci darà ragione. Perché? Perché lei ha raggiunto il 5,2% dei consensi. La sua lista però, Toscana Rossa, si è fermata al 4,5%, quindi sotto la soglia di sbarramento al 5%. Toscana Rossa, Bundu. Il Corriere intervista anche Baccini, chi se lo ricorda? Francesco Baccini. A Milano per mesi dormì in auto, Iannacci mi scarrozzava in motorino, con De André vivevamo di notte, Fedez mi scrisse vieni a vedermi. Baccini intervistato quest'oggi sul Corriere, quello che ha fatto la canzone Vannacci. Era Baldacci, Margherita Baldacci, la simpatica canzoncina. Me l'ha ricordato Alessandro Villa, il cantautore brianzolo, questa cosa non mi ricordavo che aveva fatto Baldacci. Manovra, misure per 18 miliardi, pensioni e pace fiscale si tratta. Se volete sapere di più sulla manovra vi consiglio il Corriere, lo so, cosa consigli, Sammy Varin, però veramente ci sono paginoni, 2 paginoni che riassumono per bene la situazione. Quindi 18 miliardi di euro, l'ammontare di medio annuo degli interventi previsti dalla nuova manovra. Ieri è stato illustrato il disegno di legge di bilancio. 9 miliardi di euro, la manovra ridurrà la seconda aliquota IRPEF che dall'attuale 35 passerà al 33%. 5 miliardi di euro ai rifinanziamenti previsti l'anno scorso, oltre 5 miliardi per il 2026, 5,7 2027, 7 per il 2028, si aggiungono 2,4 miliardi per il 2026 e 2,65 per il biennio successivo. 2 miliardi di euro stanziati per il 2026 per favorire l'adeguamento salariale al costo. Banche e assicurazioni verso un contributo alle casse dello Stato fino a 4,5 miliardi. Agevolazioni, imprese, più sostegni per gli investimenti, super ammortamento per i macchinari. Siamo sempre sul quotidiano Il Corriere e in un'altra paginata bonus casa, IRPEF, buste paga, che cosa cambia? Le retribuzioni, salari, flat tax sul 10% sugli aumenti, sanità, infermieri e medici 2,4 miliardi in più. Poi se qualcuno dice che non è vero, previdenza, pensioni, blocco dei 67 anni solo per i fragili, famiglia, bonus mamme verso i 60 euro, via la prima casa dall'ISEE.
tasse, stanziati 9 miliardi in 3 anni per ridurre l'aliquota IRPEF al 33%, ma poi avanti, come vi dicevo, abbiamo letto prima, con le rottamazioni. Ultima segnalazione dal Corriere, ma interessante, se poi siete di destra ancora di più, a pagina 41, dentro il fortino di Casa Pound. Paolo Berizzi è entrato nella torre a Roma occupata dal 2003 e ne ha fatto un libro. Guidato da un Virgilio in camicia nera, l'autore ha varcato una soglia finora vietata, l'indagine edita da Fuoriscena. Dentro il fortino di Casa Pound, il nuovo libro inchiesta di Paolo Berizzi, il libro segreto di Casa Pound. A chi interessa. Giro pagina sul Fatto Quotidiano, titolo principale: imprese italiane in fila. Dove? Ma per la striscia di Gaza, of course. 20 miliardi per ricostruire e a Gaza si spara ancora. Bombe IDF, faide tra i palestinesi, ma c'è la torta di 55-70 miliardi, ragazzi. Webuild, Eni, Anas, BF puntano a ottenere il 10% del business e Meloni riceve Abu Mazen riconoscere lo Stato palestinese. Lo riconosciamo, ma ci devono far lavorare, Scherzo. In taglio alto, più povero anche chi lavora e il governo paga le imprese. 5,7 milioni di italiani sono in estremo bisogno. La maggioranza continua a discutere senza esito su una possibile tassa per banche e assicurazioni e Confindustria ottiene 4 miliardi di sussidi per chi investe in beni strumentali. Così il Fatto Quotidiano di quest'oggi. Vado sul quotidiano Il Giornale. Anche qui in taglio alto, l'ok alla legge di bilancio, Giorgetti miracolo, in manovra più soldi per salari e sanità, tagli IRPEF e bonus casa, contributo da banche e assicurazioni, conto da 18 miliardi. In centropagina furia pro Pal, giornalisti feriti, scontri a Udine prima di Italia e Israele, tafferugli con la polizia, cronista grave, colpito un cameraman, 3 sfrattati fanno esplodere la casa, strage di carabinieri nel Veronese. Per il Ponte Morandi, 18 anni a Castellucci, la richiesta dei PM per il manager, il massimo della pena, anzi di più. La Procura di Genova ha chiesto 18 anni e 6 mesi di reclusione per l'ex AD di Autostrade per l'Italia Castellucci. Il manager è a processo con altri 56 imputati per il crollo del Ponte Morandi del 14 agosto 2018, in cui morirono 43 persone e 11 rimasero ferite. Giù la maschera, Benemaranze di Luigi Mascheroni. E di cosa parla? Dell'avvocata Anna Maria Bernardini di Pace, che ha annunciato al sindaco di Milano Giuseppe Sala di restituire l'Ambrogino d'Oro nel caso in cui il Consiglio Comunale decidesse quest'anno di premiare, come propone il PD, la Global Sumud Flotilla. Tutto vostro il Giù la maschera di Luigi Mascheroni, oggi sul quotidiano Il Giornale. Mentre io invece vado a pagina 6, sì, le violenze ancora di ieri, durante, prima e dopo la partita con Israele, violenze pro Pal, gravi 2 giornalisti, ma a sorprendere è l'identikit sorprendente dei nuovi contestatori. Siamo sorpresi, giovani e con il posto sicuro, scrive Filippo Facci oggi sul Giornale. L'ultimo sondaggio SVG sui manifestanti pro Gaza, soltanto 1 su 5 è un over 64 anni. Non erano le solite marce dei centri sociali o non solo, né una favola dei buoni contro i cattivi. Le piazze su Gaza erano più miste, più confuse, forse più autentiche del previsto. Secondo SVG non ha manifestato solo un'orda di studenti in kefia, ma un corpo sociale eterogeneo. Gli uomini sono il 49%, le donne il 51%, la fascia 18-34 la più visibile, ma subito dietro ci sono i 55-64enni e gli over 64, con il resto distribuito tra 35-44 e 45-54enni. La sorpresa è il dato occupazionale. Il 57% dei manifestanti ha un lavoro stabile, contro appena il 9% di occupazione
disoccupati precari e il 14% di pensionati. Gli studenti sono il 9%, i disoccupati l'8%, non proprio il ritratto di una minoranza marginale. Quindi i nuovi contestatori sono giovani e con il posto sicuro. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. L'ingresso di venti più freddi favorisce l'approfondimento di un vortice depressionario al sud. Nelle prossime ore instabilità marcata sulle due isole maggiori e sulla Calabria ionica, con rovesce temporali anche forti. Qualche pioggia inoltre sui rilievi settentrionali e sulle alte pianure. Nel pomeriggio ancora decisa instabilità con maltempo tra Sardegna, Sicilia e zone ioniche, in particolare in Calabria. Massime in calo per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto agli ascoltatori da Alberto Acerbis, ciao a tutti, ben ritrovati. Allora, andate, se volete, visitare il nostro sito olioacerbis.com, perché noi siamo in raccolta della bava di lumaca in questi giorni e prepariamo tutto quello che riguarda il mondo elicoidale della chiocciola, quindi è disponibile lo sciroppo alla bava di lumaca bronco free per la tosse grassa e la tosse secca, è disponibile gastro free per chi soffre di reflusso gastroesofageo, è disponibile tutta la linea cosmetica per l'inverno alla bava di lumaca, la conoscete benissimo, la Rimas, una crema straordinaria chiaramente certificata da BioCert Italia, un prodotto biologico. Quindi il mio consiglio stamattina è questo: se avete tempo, se volete, olioacerbis.com. Andate a vedere la sezione della cosmesi oppure dell'integrazione, ritrovate un mondo straordinario. Se devo, se posso, se mi va, se volete ascoltarmi, vi voglio bene lo stesso, andate e leggete bene per quanto concerne lo sciroppo alla bava di lumaca bronco free. Guardate, questo è un prodotto che noi produciamo e consigliamo da 22 anni. Chi ci segue da tanto tempo lo sa, forse anche di più. Quindi olioacerbis.com, sezione, se volete l'olio lo ordinate, se volete i prodotti alla bava di lumaca, compreso gastro free per chi soffre di gastrite, chi soffre di reflusso gastroesofageo, e in modo particolare dovete focalizzarvi secondo me su bronco free. Leggete e poi potete ordinare anche da lì. olioacerbis.com. Scrivete come ci è conosciuto Radio Libertà, perché io vi faccio un bellissimo regalo, perché lo meritate. Grazie, buona mattina, in alto i cuori, avanti tutta, Maimula Tenardur, ci vediamo alla prossima. Ciao. Migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli €99 anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ci sono stati uomini che hanno scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili, perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di faide di famiglie sparse come tante biglie su un'isola di sangue che fra tante meraviglie, fra limoni e fra conchiglie, massacra figli e figlie di una generazione costretta a non guardare, a parlare a bassa voce,
a spegnere la luce, a commentare in pace ogni pallottola nell'aria, ogni cadavere in un fosso. Ci sono stati uomini che passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno, con dedizione contro un'istituzione organizzata, cosa nostra, cosa vostra, cosa è vostro e nostra, la libertà di dire che gli occhi sono fatti per guardare, la bocca per parlare, le orecchie ascoltano, non solo musica, non solo musica, la testa si gira e aggiusta la mira, ragiona, a volte condanna, a volte perdona. Semplicemente pensa, prima di sparare pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare, pensa che puoi decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra le mani, pensa, prima di sparare pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare, pensa che puoi decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra le mani, con la testa fra le mani. Gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che la giustizia, no, non è solo un'illusione. Pensa, 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 pensa. È la canzone di Fabrizio Moro, è dedicata ad esempio alla mafia, all''ndrangheta, eccetera, ma non soltanto, in questo momento direi abbastanza importante, vero? Bella questa versione di Deborah Blumetti, appena uscita, si intitola La mia voce, questo album di cover sotto la direzione artistica di Daniele Piovani, pezzo grosso tra chi dà una mano agli artisti emergenti, e ci abbiamo qua un suo saluto, mi pare. Sentiamo. Grazie a Radio Libertà per dare sempre uno spazio da protagonista alla musica emergente italiana. Prego. Quella che arriva adesso è Deborah Blumetti con una versione inedita di Pensa, brano di Fabrizio Moro, molto molto attuale. Sempre umile il Daniele Piovani, cercatelo sui social, ma soprattutto se avete bisogno di qualche consiglio musicale, ragazzi. Deborah Blumetti è insegnante di canto e pianoforte complementare presso l'Accademia Arnel Sound di Monza e naturalmente la seguiremo perché è una voce molto molto particolare e avremo altre cover di interesse. 8:38, buongiorno, la voce di Sammy Varin, certo, siamo in diretta con la rassegna stampa, con i vostri commenti al 340 6709 659 alle notizie del giorno, commenti anche audio certamente. Allora sul cursore sentiamo cosa dice questo ascoltatore. Ciao Sammy, sono Walter, il Parigi sbagliato. Io volevo ricordare che ci fu un certo, mi sembra sia stato Di Maio, che aveva non proposto, aveva proprio messo come ambasciatore dell'UNESCO Lino Banfi. In realtà l'intenzione era quella di metterlo della Unicef, visto che lui faceva uno sceneggiato dove faceva un nonno con i bambini, questa roba qua. Quindi questo cosa significa? Che Di Maio e Schillaci sono figli della stessa mamma. Ignoranza, porca troia. Cioè, questi sono i politici che sono al governo e noi siamo qui a menarci il torone. Ma dove vogliamo andare? Se la classe politica è ridicola, è perché il popolo è ridicolo. Quindi fine della storia. Abbiamo quello che ci meritiamo. Lino Banfi all'UNESCO. Lo amiamo sia Lino Banfi che Schillaci, assolutamente. Un po' meno tutta la burocrazia intorno al fatto che nessuno proprio si sia passato all'idea di fare così col ditino, ma forse c'è un errore e nessuno, perché si chiama burocrazia, fai e silenzio. Un altro messaggio audio, che dice questo? Caro Sammy, sono Pietro. Ui.
A proposito di quei giornalisti che scrivono sempre che la Lega è superata a Forza Italia, ma non è vero. L'ultimo sondaggio di SVG da Mentana, la Lega ha un punto di vantaggio su Forza Italia. Per cui fatevene una ragione tutti i giornalisti che portate un po' di sfiga. Ciao. Bravo, cicca cicca, veramente. Dai, mi rituffo perché dicevo oggi, bella ciccettina da raccontarvi. Ritorno sul quotidiano Il Giornale, anche qua vi dicevo, sta facendo un bel eco. Oara Borselli, pagina 8 del quotidiano Il Giornale, restituisco l'Ambrogino, se viene dato alla flotilla, ridicola la replica di Sala. Oara Borselli intervista Anna Maria Bernardini De Pace. Che contributo ha dato la sceneggiata? Ho scritto al sindaco, ho detto che non è competente. Se verrà assegnato l'Ambrogino d'Oro alla flotilla, restituirò pubblicamente il mio. Con queste parole che non lasciano spazio ad alcuna interpretazione, l'avvocato Anna Maria Bernardini De Pace ha espresso tutto il suo dissenso davanti all'ipotesi che l'ambito e prestigioso premio milanese possa essere conferito a quella che lei stessa definisce una pagliacciata senza senso. Tutta da leggere questa intervista, se volete un po' scaldarvi dai primi freschini mattutini. Vado e poi vi raffreddo io. Con il quotidiano La Stampa, Israele blocca gli aiuti, rivogliamo tutti i corpi, poi ve l'ho detto, hanno riaperto il valico in nottata, ma soprattutto importante le decimazioni di Hamas, che uno dice, ma quanta gente ha intervistato La Stampa che invece Hamas lo sostiene? No, ma che sostiene? Diciamo che bisogna capirli, quelli di Hamas. Esecuzioni sommarie dei miliziani contro i palestinesi accusati di collaborazionismo con Bibi. Le decimazioni di Hamas, titolo quest'oggi del quotidiano La Stampa. Giro all'interno e La Stampa, giustamente è uscita la manovra, ci sono soldi per tutti, la nostra vita migliorerà, ma prosegue a pagina 12 La Stampa, e l'altro giorno titolava Voragine sanità, l'analisi della situazione della sanità italiana con la spesa pubblica in salita e mancano 40 miliardi. Oggi il titolo è Sanità, saltano 10.000 assunzioni, i medici, così il sistema non reggerà. Stanziamenti ridotti fino al 2028, si va verso aumenti di stipendio meno sostanziosi per dottori e infermieri, e Giuseppe Conte chiaramente che dice sono briciole, una goccia nell'oceano, non basterà a coprire inflazione e aumento dei costi, e la Schlein sarebbero necessari almeno 5,5 miliardi in più all'anno per poter assumere e pagare meglio il personale. Tagli anche alle spese per la prevenzione e gli screening, opposizione in rivolta. Chiaramente, signori, come la pensate? La verità sta nel mezzo, ma è giusto anche raccontare La Stampa. Peccato che io giri subito a pagina 14. Già, perché si ritorna a parlare di politica e di Lega, siamo sulla Stampa, ricordiamolo. Veneto, faida per le liste. C'era la canzone faida per le liste. Stefani parte in salita, Zaia e Salvini alla conta. Centrodestra, il candidato si presenta, alleati assenti, e Fratelli d'Italia imbarca i civici corteggiati da Lega e Forza Italia. Il taccuino di Marcello Sorgi si intitola Lega e Movimento 5 Stelle, le crisi parallele, ma che ci interessa a noi, tornando al caso Vannacci che lavora a Generazione X e ora cerca la rivincita in Puglia. Il generale probabile capolista in Puglia, scrive oggi La Stampa, in cantiere la sua associazione giovanile, cioè la notizia in questo caso è che Vannacci questa volta si candiderebbe come capolista, capito? Quindi la gente potrebbe votarlo e non votare magari il suo, uso un brutto termine, scendiletto. No dai Sammy Varin, ma non devi dire queste cose che non conosce nessuno. Oh, con tutto rispetto, chiaramente lo intervisto anche tra 10 minuti se vuole, però ha fatto eleggere un personaggio sconosciuto in Toscana, nella politica, sconosciuto a Sammy Varin, questo ne può fregare di meno, e giustamente qualcuno ha deciso di non votare.
farlo. No, non giustamente è sbagliato, ingiustamente, perché se sei della Lega, voti la Lega, voti l'idea, non tanto la persona. È chiaro che comunque a qualcuno gli sono girate le scatole. Ora cerca la rivincita in Puglia, quindi Vannacci, e faremo il tifo per lui se si candida, se ci mette la faccia davvero, ma soprattutto sta lavorando, scrive oggi La Stampa, a Generazione X. Savordé vuol dire la formazione giovanile dei vannacciani che vuole far entrare nelle scuole e nelle università. Ti immagini quelli di sinistra, ragazzi? Fumo negli occhi, polvere di destra negli occhietti dei centri sociali. Ragazzi, ne vedremo delle belle. E comunque tifiamo Lega, ragazzi, non facciamoci le leghe, ascoltate me, santa polenta. Vado. Cosa mi state richiedendo? Scusate, ogni tanto mi cade l'occhio sui messaggi al 340 6709 659. Volete Schillaci? Devo leggere qualcosa su Schillaci? Oh signore. Dunque, vediamo un po', questa è Luigi Mascheroni e ci arrivo, però siete cattivi, mettere così il dito nella piaga, no? Io non volevo. Corriere, Massimo Gramellini, Parisi non è Parisi. Al Ministero della Sanità ci deve essere un ufficio incaricato di confezionare figure di palta. Dopo i 2 Novax inseriti nel comitato Provax, hanno provato a piazzare il Nobel per la fisica Giorgio Parisi alla presidenza della commissione antidoping. Naturalmente avevano sbagliato Parisi, quello giusto è il rettore dell'Università dello Sport e si chiama Attilio Parisi, non Giorgio, come se avessero affidato un'installazione d'arte contemporanea ad Alessandro Catelan o la panchina dei 5 Stelle ad Antonio Conte, che peraltro sarebbe un'idea. Hanno sbagliato Parisi, ma nessuno se n'è accorto, perché nell'ufficio del ministro Schillaci i filtri non esistono. La fesseria concepita da un singolo passa di scrivania in scrivania senza incontrare resistenza, fino ad assumere la forma indelebile della figura di palta, che è già gentile Gramellini. Il bello è che la commissione antidoping si è unita lo stesso, senza presidente, dal momento che nessuno aveva avuto il coraggio di avvertire 2 Parisi dello scambio di persona. È successo in seguito, quando l'ufficio ha girato la pratica all'ufficio Mal-Hussein, specializzato in capri espiatori, che ha il compito istituzionale di sobbarcarsi le colpe di tutti. Giorgio Parisi avrà sorriso, è un luminare nello studio dei sistemi complessi, ma la burocrazia romana si è rivelata troppo complessa persino per lui. Poteva andare anche peggio, potevano offrire la presidenza dell'antidoping a Eter Parisi, ma non sottovalutiamoli, forse ci hanno fatto un pensierino. Massimo Gramellini quest'oggi sul Corriere, non sparate su Schillaci, che cavolo ragazzi, Giro, vado avanti signori, mentre stanno flottando, arrivano tanti messaggi al 340 6709 659, inviate che tra poco ve li leggo. Libero, il titolo di quest'oggi: Azzurri sotto assedio. I Propal prendono a calci la polizia e la nazionale. Scontri a Udine per non fare giocare la partita. Feriti 2 cronisti e 20 agenti. Il delirio dell'inviato del TG3 che ha detto: l'Italia può eliminare Israele, almeno sul campo. TG3. Prima pagina del quotidiano Libero di quest'oggi. Trump fa lo spot al libro di Giorgia, versione inglese e con prefazione di Donald Jr. Giorgia Meloni, I am Georgia, my road, my principle, blah, blah. Giorgia Meloni, ragazzi, guardate, cioè, capito? No, non facciamo adesso inizierete a fare la faccia della Meloni contro la faccia di Slane. No, non ci casco ragazzi miei, assolutamente. Ci capita di non avere una faccia come uno penserebbe, comunque è carina su questo libro. Giorgia Meloni, è uscito il nuovo libro di Giorgia Meloni ragazzi, e se ce lo indica anche Trump è chiaro che dobbiamo comprare tutti quel libro. Dai. Oggi il voto alla Camera, stop all'intesa con la Libia, il favore del PD
agli scafisti. Attenzione, questo non lo sapevamo, ce lo ricorda Pietro Senaldi oggi sul quotidiano Libero. Se il PD ne fa una giusta, se ne pente e vuole disfarla. La cosa giusta naturalmente non l'ha fatta il PD di Schlein, e lei è quella che vuole smontarla, dando ascolto ad Alleanza Verdi e Sinistra, con la quale in realtà la segretaria si trova più in sintonia che con i 3/4 del suo partito. Stiamo parlando del memorandum Minniti, l'intesa con la Libia che arginò gli arrivi di extracomunitari sui barconi e ridusse di 2/3 le morti in mare. Il governo naturalmente intende prorogare l'intesa, ma c'è una mozione in Parlamento che sarà in votazione oggi che vuole sospenderla. Prima firma Elly Schlein. Attenzione, perché così si riprende alla grande con i viaggi della speranza. Siamo sempre sul quotidiano Libero. Giro la pagina e vado a trovare vescovi e comunisti uniti contro la pace di Donald. C'è un motivo per cui non vi leggo Avvenire o il Manifesto se non la prima pagina? Certo, è che ho poco tempo. E invece no, perché qui c'è la Santa Alleanza dei Disfattisti, vive in questi quotidiani, Avvenire e Manifesto. Invece di festeggiare la fine della guerra e la liberazione degli ostaggi, parlano di tregua illusoria e potenze coloniali. Ne parla Antonio Socci quest'oggi a pagina 6 del quotidiano Libero. Avvenire sul piano Trump ha scritto: una pace tardivamente imposta sopra una simile catasta di morti non è una cosa su cui troppo festeggiare. Potenze coloniali decidono tutto. Magari la pensate così. Comunque sia, oggi pagina 6 del quotidiano Libero. Se poi volete la ciliegina sulla torta, la ciliegina è albanese, che delira sull'intesa, l'intesa di pace. Sarà un apartheid per i palestinesi. La relatrice ONU: gli occhi devono rimanere puntati sul genocidio nella striscia. E Bologna rivendica la cittadinanza onoraria. Francesca attaccata solo perché è donna. Chiaramente ci si attacca anche a questo, ma va bene, è giusto assolutamente. Giro la pagina, attenzione, oggi la narrazione di Libero è completamente contraria rispetto a quella di Repubblica o della Stampa. Sappiatelo, la fame nella striscia è già sparita, titola pagina 8, ragazzi, con Daniele Dell'Orco, una carestia inesistente. Anche la malnutrizione a Gaza è divenuta uno strumento per la propaganda di guerra. Paginone quest'oggi, se avete avuto qualche dubbio, se siete un po' increduli, oggi Libero è da comprare. Le silhouette palestinesi, filmati e immagini che circolano in rete, mostrano una realtà piuttosto lontana dalla tragica narrazione del dolore diffusa per lanciare contro Israele l'accusa di genocidio. Interessante? Non lo so, ditemelo voi. Anche perché a pagina 9 si prosegue: Hamas inizia le esecuzioni pubbliche. I jihadisti cercano di mantenere il controllo del territorio, spuntano filmati di rappresaglie contro i clan rivali. Costanza Cavalli. Alcuni prigionieri sono a torso nudo, incappucciati, altri bendati vengono picchiati e trascinati sul luogo dell'esecuzione, uno spiazzo sabbioso in una delle vie principali di Gaza City. In tutto sono 8, hanno le mani legate dietro la schiena, vengono messi in fila e fatti inginocchiare davanti alla folla che li circonda e latra. Si sente urlare Allah Akbar. Uomini armati a volto coperto si fermano alle spalle dei detenuti, imbracciano AK-47, indossano le fasce verdi di Hamas, aprono il fuoco, i corpi sussultano e si piegano di lato, vengono lasciati per strada nel sangue a monito. E questi sono video che purtroppo abbiamo anche visto sui social e trasmessi anche in televisione, pur se coperti. Pagina 10, Libero, il messaggio sui social, signori. Qual è il messaggio?
è lo spot di Trump a Giorgia Meloni. Leggete tutti il suo libro. Esce l'edizione inglese di Io sono Giorgia, con prefazione di Donald Jr., un'ispirazione per tutti, compratelo. Cosa diranno i nostri illustri scrittori? Beh, è chiaro che insomma, se avete già letto quello in italiano, leggerlo in inglese è ancora più bello. Lei che parla perfettamente, l'avrà scritto lei stessa, no? Anche in inglese. Percorso di fede. Questo libro esplora il suo percorso di fede, famiglia e amore per il suo paese. Popolo orgoglioso, ha reso il suo popolo orgoglioso ed ispirazione per tutti. La replica di Giorgia, molto gentile, amico mio, è importante che la gente sappia chi sei. E vabbè, abbiamo fatto anche noi lo spot, scusami, ma cosa c'è di male, cosa c'è di strano? Dai, stiamo per fermarci, però giustamente faccio ancora un girettino sui quotidiani a voi più simpatici, e il quotidiano La Stampa, che con Mattia Feltri se la prende con Valditara, penso positivo? Fammi leggere. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara ha annunciato che gli esperimenti sono andati bene, piano piano l'intelligenza artificiale entrerà nei piani didattici. Voglio essere positivo, quindi sono contento che la sperimentazione in 15 istituti di 4 regioni, Calabria, Lazio, Lombardia e Toscana, abbia dato ottimi risultati. I voti dei ragazzi che hanno utilizzato l'intelligenza artificiale sono al di sopra della media, 7,63 contro 6,90, e non proporrò se non un accenno al fatto che gli studi sulle sperimentazioni di altri paesi pubblicati su riviste scientifiche, Scientific Report, Procession National, da tempo danno le medesime indicazioni. Primo, le potenzialità per l'istruzione sono alte. Secondo, chi usa intelligenza artificiale impara di più in meno tempo. Terzo, gli studenti si sentono più coinvolti e motivati. Quarto, senza le capacità e misure di sicurezza, gli effetti possono essere altalenanti e tendenti al negativo. In estrema sintesi, non c'era bisogno di nostri esperimenti. Voglio essere positivo e non troverò contraddizione tra la scoperta dell'intelligenza artificiale e il divieto dei telefonini. Andrebbe vietato un certo uso, non l'uso. Voglio essere positivo e non mi fisserò sui ritardi, specie nei confronti di Cina e Stati Uniti, dove l'intelligenza artificiale in classe è già di uso quotidiano, ma anche del Regno Unito, che investe il doppio di noi. Voglio essere positivo e non mi chiederò perché dall'esperimento andato bene si passa a un ulteriore esperimento rafforzato e quindi si recupera troppo lentamente. Voglio essere positivo e la prendo per una buona notizia. Mattia Feltri positivo non ce lo vedo proprio, ragazzi, però siamo assolutamente positivi, ebbene sì, e come no, e faccio in tempo anche a leggere qualche vostro messaggio prima che arrivi il sottosegretario Morelli subito dopo le ore 9. Ciao Sammy. Qualcosa deve fare la Lega per zittire tutti i detrattori interni ed esterni, almeno l'autonomia bisognerebbe portarla a termine. E qui, guarda che me lo scrivo, autonomia, e qui il tuo messaggio lo leggiamo magari tra poco. Ancora WhatsApp, secondo me la Lega va male non per Vannacci, che è una risorsa, che brutto termine risorsa, ma per una continua demolizione ad opera di giornalisti, opinionisti alleati in ogni intervista. Io sono per la Lega, non una banderuola. Roberto dalla Brianza. E poi al 3406709 ci sono anche dei messaggi audio, ma al momento si stanno caricando. E che faccio? Mi fermo, certamente. Abbiamo una canzone indipendente di Sergej Komenko, violini e strumenti a corda che creano un'atmosfera sospesa in cui la tensione convive con la calma. Il dialogo l'hai concluso con l'uomo, con Dio, con noi stessi? Assolutamente no, è un dialogo mai concluso. E allora parliamoci con Sergej Komenko in Unfinished Conversation. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Comunque la pensiate, ci lascia lì un po' in attesa. È una conversazione non finita o infinita, se volete, quella con Dio, con noi stessi o magari anche con voi, cari ascoltatori di Radio Libertà. È minimo, la possibilità di entrare in onda con noi ce l'avete in ogni momento inviando un messaggio WhatsApp al 340 6709 659. Ma visto che attendiamo Alessandro Morelli, ragazzi, cosa ne dici? Apriamo anche le linee. Dai. Il più veloce entra in diretta con me per commentare le notizie del giorno. Qual è quella che più vi ha fatto saltare sul divano? Chiamate 029294 7222 e così abbiamo anche l'opportunità poi di sentire il vostro parere oltre quello del sottosegretario Alessandro Morelli. Sicuramente la prima pagina più divertente ma che dà anche la notizia è quella del quotidiano Il Tempo. Cartellino rosso, Elli, cartellino rosso. Perché? Perché Trump fa la pace e la sinistra fa la guerra. Ci hanno fatto un po' male le immagini di ieri da Udine di ancora questa gentaglia che tirava, picchiava la polizia, eccetera. Cioè, c'è la pace o comunque c'è la tregua, chiamiamola tregua. Che cosa vogliono ancora questi propale? Questa è la domanda che vi faccio. Se volete rispondetemi 02 9294 7222. Pronto? Pronto, buongiorno dal Veneto, Antonello. Ciao. Mi manca una riflessione su quella frase di un tuo collega giornalista di Rai 3, il quale ha detto: l'Italia ha la possibilità di eliminare Israele vincendo sul campo. Ma come si fa a dire una idiozia del genere? Un tuo collega giornalista del TG3 e poi la redazione che cerca anche degli alibi per dire ma è una frase fraintesa. Ma per forza poi le persone si scaldano quando ci sono in giro certi giornalisti del cavolo e noi paghiamo anche l'abbonamento alla Rai dopo. Ma ti pare, Sammy? Non hai niente da dire al riguardo?
Grazie Sammy. Va ora in onda L'Italia da fare, il punto sulla politica economica con Alessandro Morelli. E al TG3 queste cose le possono dire. L'Italia può eliminare Israele almeno sul campo. Chiediamo cosa ne pensa il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. È con noi Alessandro Morelli, buongiorno. Buongiorno a te Sammy, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Questa frasettina è un collega giornalista, o collega tuo o collega mio proprio. Chissà, l'ordine, ma gli diamo una svegliatina, cosa ne dici? Allora, io ho commentato la cosa dicendo che da Telecabul, la famosa Rai 3, si è passati a Telehamas. Il giornalista, onor del vero, in serata a una trasmissione televisiva sempre su Rai 3, ha giustificato la sua frase affermando che quell'almeno significava che l'Italia avrebbe potuto eliminare calcisticamente Israele, visto che Israele non è stata eliminata prima della partita dagli stessi organizzatori, perché come sapete oramai va di moda che le nazioni alcune nazioni belligeranti vengano letteralmente escluse dai consessi sportivi. È avvenuto con la Russia, sta avvenendo con Israele, dove per alcune competizioni c'è appunto questa polemica se far partecipare o meno le squadre israeliane. Detto questo, comunque diciamo che sicuramente la toppa, se non è peggio del buco, certo non tappa il buco, perché la frase è stata affermata. Comunque sia, anche se ci fosse stato un puro riferimento sportivo, la decisione è una decisione di escludere Israele la nazionale di Israele dalle competizioni sportive, è una scelta politica che viene fatta, che il giornalista evidentemente ha inteso commentare. Dunque, da Telecabul passiamo a Telehamas. Ho sentito uno dei nostri ascoltatori che dice: ma io devo pure pagare il canone. Come sapete, la Lega sul fronte del canone ha una posizione chiara. 2 anni fa siamo riusciti ad abbassare il canone per tutti gli italiani. L'anno scorso, grazie al voto di Forza Italia e della sinistra, questa ipotesi non è passata, e quindi quest'anno di pagamento, l'anno scorso per quanto riguarda l'approvazione della manovra finanziaria, non siamo riusciti a portare a casa questo risultato, perché Forza Italia ha votato come il centrosinistra. C'è proprio in questi giorni una valutazione rispetto alla legge di riforma della governance, dove la Lega sta chiedendo di inserire nell'ambito della maggioranza la possibilità di riduzione del canone, ma gli altri partiti del centrodestra, quindi Fratelli d'Italia e Forza Italia, noi moderati, non intendono dare seguito alla nostra proposta, se non per un massimo del 5% all'anno. 5% all'anno vuol dire su 100 euro 5 euro di diminuzione, che chiaramente noi riteniamo non sia sufficiente per dare un segnale non solo ai nostri concittadini, ma anche a Mamma Rai, che vive della mammella del canone in maniera sovrabbondante. Dunque questa è la situazione. Per ribadire, cosa che oramai Sammy mi senti dire in maniera quasi ossessiva, che in un'alleanza nella quale chiaramente la Lega è una compagine importante, purtroppo non è la principale compagine, dobbiamo fare il minestrone con la verdura che abbiamo in casa, e questa verdura, tra Fratelli d'Italia, Forza Italia e noi moderati, non intende diminuire in maniera solida il canone Rai. Bene, aspetta un attimo, sto aggiungendo anche un po' di peperoncino, perché giustamente lo vogliamo bello saporito questo minestrone. Se volete partecipare al minestrone, fateci un messaggio, cari ascoltatori, 340 67
09 659. Ho con me Alessandro Morelli che commenta insieme a voi le notizie del giorno e naturalmente l'arrabbiatura un po' di tutti, perché abbiamo cominciato guardando Rete 4 ieri sera, poi durante la partita ogni tanto facevano vedere quello che succedeva e insomma la tregua è stata firmata, ma le manifestazioni e le violenze dei Pro-Pal no. E un ascoltatore mi chiede: ma allora Pro-Pal o contro Israele o, aggiungo io, contro il governo a questo punto? Che cosa vogliono questi qua? Alessandro. Cade in questo modo la maschera di questi sedicenti pacifisti che in realtà non hanno alcuna intenzione di manifestare, non hanno avuto alcuna intenzione di manifestare per la pace, quanto per creare delle dissidi, delle problematiche al governo italiano e non solo. Ora, con questa pace, che ci auguriamo tutti possa essere duratura, la maschera è caduta. Questi comunque, come avete visto, continuano a dire che continueranno a manifestare perché, secondo la loro tesi, la pace non è una pace giusta vedendola dal lato dei palestinesi. In realtà, e qua noi lo diciamo con estrema trasparenza, dei palestinesi purtroppo, del popolo palestinese purtroppo, probabilmente gli interessi generali della geopolitica non hanno al centro il popolo palestinese. Ma questo è talmente palese, perché da un lato ci sono tutti i paesi arabi che sicuramente hanno dato espresso delle posizioni molto forti, ma devo sottolineare che se Israele è stata costretta a bombardare addirittura in Qatar, probabilmente a parte le parole, i fatti parlano d'altro. Dall'altra parte dobbiamo sottolineare come e ricordare come esista un valico che divide il popolo palestinese dalla terra d'Egitto. Egitto, che fino a prova contraria è una terra araba musulmana che avrebbe potuto accogliere milioni di profughi, e sfido chiunque a dire che tutti i paesi del mondo avrebbero fatto doverosamente la loro parte nel caso in cui l'Egitto avesse aperto le porte ai profughi palestinesi, per evitare che ci fosse da un lato l'utilizzo degli scudi umani da parte di Hamas e dall'altro chiaramente i bombardamenti che per colpire Hamas hanno causato le stragi di civili che sono oramai arcinote. Perché l'Egitto non ha aperto le porte almeno alle donne e ai bambini? Perché non lo ha fatto? Punti di domanda. Ora dunque non vorrei che tra gli interessi geopolitici della quota araba, gli interessi geopolitici delle altre quote, insomma i palestinesi si sono ritrovati, purtroppo il popolo di Palestina si è ritrovato in quella situazione. In tutto questo la flottiglia e questi personaggi hanno inteso utilizzare politicamente una situazione che è una situazione che umanamente chiaramente ci ha coinvolto e ci coinvolge tutti, e quindi da questo punto di vista doppiamente colpevoli, perché se da un lato ci possono essere degli interessi che sono interessi chiaramente che vanno sopra alla dignità umana, cioè tenere chiuso il valico con l'Egitto è una cosa di una gravità. E perché non sono andati questi Pro-Pal a manifestare davanti alle ambasciate egiziane? Perché non hanno fatto quello che insomma il buon senso avrebbe considerato, vista la loro posizione, e cioè Israele è crudele, il governo di Israele è crudele nei confronti del popolo palestinese, quindi andiamo da quelli buoni a dire dateci una mano, date una mano al popolo palestinese. Non lo hanno fatto. Perché? Perché tutti, da un lato e dall'altro, hanno voluto che il popolo palestinese rimanesse in Palestina, da un lato per essere scudi umani, dall'altro perché la violenza con la quale il governo di Israele ha cercato di eliminare i terroristi di Hamas colpisse il popolo israeliano e il popolo palestinese, vittima quindi di una situazione geopolitica che li ha letteralmente usati da tutti i punti di vista.
Chi vuole entrare in diretta faccia un messaggio al 340 6709 659. E a proposito di un identikit di questi contestatori, oggi il quotidiano Il Giornale con Filippo Facci pubblica questo identikit sorprendente, ma mica poi tanto, dei nuovi contestatori. Sono giovani e hanno il posto sicuro. Questo secondo l'ultimo sondaggio SVG. Beh, noi li abbiamo chiamati più volte, scherzando, figli di papà, e forse in qualcosa ci abbiamo azzeccato, Alessandro. Beh, certo, dobbiamo sottolineare come in queste ore addirittura ci siano dei partiti che sostengono ancora con forza, malgrado quello che è successo, le tesi della flottiglia. Ricordo che a Milano, in comune, la massima onorificenza del comune di Milano, cioè l'Ambrogino d'Oro, ci sono delle proposte da parte dei partiti di sinistra per assegnare alla flottiglia questa massima onorificenza, che sottolineo è un'ulteriore prova di una volontà puramente politica rispetto all'utilizzo strumentale di questa flottiglia, perché devo sottolineare la massima onorificenza di ogni comune viene assegnata a chi dà lustro al comune stesso. Quindi l'utilizzo di questi strumenti anche per una semplice ricerca di clamore mediatico è da un lato grave, perché chiaramente si svaluta, si svilisce il valore di queste onorificenze comunali. Dall'altra parte però queste molto spesso diventano dei boomerang. Vedi il caso del incoerente e inadeguato sindaco di Reggio Emilia, che ha voluto assegnare la massima onorificenza della città emiliana a una signora che non è di Reggio Emilia, almeno dall'accento non mi pare assolutamente, cioè la signora Albanese, che ormai conosciamo mediaticamente perché è una assoluta pro-Pal e diffonde tesi pro Palestina, a volte vicina anche a delle tesi dei personaggi dei gruppi palestinesi. Questo sindaco ha assegnato il tricolore legato alla Repubblica Cisalpina, il primo tricolore d'Italia, massima onorificenza di Reggio Emilia, alla signora Albanese. Durante il discorso del sindaco di spiegazione del perché, delle motivazioni di questo premio, il sindaco si è permesso di ricordare che allora c'erano ancora i sequestrati da parte di Hamas israeliani, e la signora lo ha redarguito dicendogli che aveva sbagliato, che lo scusava del grave errore, ma che poteva insomma in qualche maniera redimersi. Questo sindaco inadeguato, di fronte a una situazione come questa, non è che ha ripreso il tricolore e ha detto: ma che cavolo dici, vai pure da un'altra parte. No, insomma ha fatto a orecchie basse, ha ricevuto la reprimenda, e in questo momento la signora è cittadina oraria di Reggio Emilia, malgrado il fatto di aver sbertucciato il primo cittadino di Reggio Emilia davanti a tutti. Chissà dove finirà l'Albanese prossimamente. Vediamo, siamo molto curiosi. Qualche idea possiamo averla, visto come è andata per la Salis, insomma. Ma è quello, appunto, mi sembra strano che non si trovi un posticino. Intanto tanti messaggi, e ringraziamo i nostri ascoltatori al 3406709 Secondo me esiste il rischio di saldatura tra i Dupal, i Propal, e i Maranza, magari tramite i centri sociali, perché episodi come la morte di Rami, che era già stato glorificato come martire di non si sa che cosa, e l'aria carica di aggressività, il pianisteo di settimane a reti unificate sospinto dalla sinistra, che a livello istituzionale poi si atteggiava a finta moderata, la dicono lunga. Insomma, altro che integrarli, in prospettiva creano un nuovo extraparlamentarismo di sinistra. E si fanno il loro mondo, ma è un mondo in cui si pesca anche, ricordiamo,
le ultime grandi, non possiamo nasconderci dietro un dito, manifestazioni e l'ideale, la speranza di poter incamerare tutto questo popolo e che invece non si lascia etichettare, e poi molti di questi a un certo punto tirano fuori i caschi. Morelli, c'è rischio anche proprio per delle tensioni sociali su questo fronte? A proposito, il prossimo sciopero quando è? Perché Landini negli ultime 5 ore non ha parlato, sono quasi preoccupato. In effetti questo è uno dei temi. D'altronde la sinistra, l'estrema sinistra, ne abbiamo già parlato, quando è in difficoltà dal punto di vista politico e non riesce a fare una proposta politica nei confronti dei partiti, in questo caso di governo, reagisce con queste modalità. In Emilia-Romagna qualche annetto fa furono le sardine, adesso sono questi personaggi che chiaramente hanno rispetto alle sardine diciamo un upgrade di violenza molto, molto importante, perché ricordiamocelo, insomma, stanno avvenendo in giro per l'Italia numerose situazioni molto, molto gravi. Quindi, detto tutto questo, l'auspicio è che la tensione si possa abbassare nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, visto che oramai è caduto il termine del contendere, non essendoci più una guerra in corso, una guerra che, lo dobbiamo risottolineare, non è stata fermata solo dai due protagonisti, cioè Israele e dall'altra parte Hamas, ma attenzione, è stata ed è sostenuta dalla stragrande maggioranza dei paesi occidentali, peraltro presenti alla firma, e da numerosi paesi arabi. L'Egitto, il Qatar, erano tutti presenti e quindi e sono presenti rispetto alla tutela degli accordi in vigore. Dunque, per questa ragione oramai manca il termine del contendere e ancora una volta cade diciamo questa maschera che i sedicenti pro-Pal hanno indossato per mesi, perché se non c'è il contendere non si capisce per quale ragione questi debbano scendere a manifestare, visto che quelli che loro intendono rappresentare e i rappresentanti dei palestinesi sono tutti al tavolo delle trattative che hanno firmato. Sì, se mai ci fossero state buone intenzioni nella flotilla, in qualcuno che ha visto questa flotilla andare, sì, o comunque un messaggio, lo stesso nostro Presidente della Repubblica ha parlato di valore di questa cosa, quando vedi queste violenze dici, ma allora forse avevano qualcos'altro in mente. La flotilla è milanese, cosa c'entra con gli Ambrogini? Si facciano conferire il Colosseo d'oro, se esiste, da Mattarella, e salutiamo deferentemente anche il nostro Presidente, ma sono tantissimi messaggi. Allora, dunque, ho una domanda bella e una brutta. Da quale comincio, Alessandro? Da quella brutta. Da quella brutta. Elezioni in Toscana. La Lega ha ottenuto solo un consigliere. Alessandro. Chiaramente questa è una situazione che deve essere indagata nell'ambito della dirigenza locale leghista. Le scelte che sono state fatte di rincorsa rispetto a una situazione interna che sicuramente deve essere migliorata. L'auspicio è che al prossimo Consiglio federale chiaramente si possano delineare tutte le linee necessarie per invertire una rotta che diciamo è assolutamente locale. Devo sottolineare come in Calabria la Lega abbia ottenuto un risultato storico. Ora arriveranno le elezioni in Veneto, che ci auguriamo possano insomma dare una grande soddisfazione al nostro candidato presidente, cioè Alberto Stefani, giovane sindaco, deputato della Lega, e quindi insomma stiamo guardando già alle prossime elezioni. Questo è quella toscana, è stata purtroppo una situazione che, come puoi immaginare, mi auguro contingente, in vista comunque dei risultati che arriveranno in Veneto,
in Campania, in Puglia, dove Campania e Puglia la partita è sicuramente più complessa per tutto il centrodestra, ma sicuramente io mi auguro ci possano essere dei buoni risultati, magari a raggiungere quelli puntare a quelli di alcune aree della Calabria. Devo sottolineare proprio su questo dunque che la Lega sui territori è un partito ancora solido, i territori del nord chiaramente hanno una situazione più semplice, perché da noi al nord, in Lombardia, in Veneto, in Piemonte, la Lega è da sempre radicata con le proprie sezioni. Il lavoro che è stato fatto in questi anni di radicamento nei territori del sud evidentemente sta portando dei risultati, e la prova è questo referendum che è stato fatto pro ponte in Calabria. Quindi per questa ragione non vedo una debacle che peraltro i giornali stanno riportando in maniera molto solida, chiaramente per creare polemiche nell'ambito della Lega, una debacle che possa toccare a livello nazionale gli interessi, i risultati elettorali della Lega, perché dobbiamo sottolineare che se la Lega certo non ride, in generale il centrodestra in Toscana oggettivamente non ha brillato, quindi nessun partito del centrodestra purtroppo può sorridere, perché oggettivamente il candidato Giani ha ottenuto un risultato molto solido. Certo, anche se comunque il partito dell'astensionismo ha fatto follie anche in Toscana. E questo è un tema sul quale personalmente intendo sottolineare quanto anche a livello interno, e lo farò chiaramente nelle dovute sedi, quanto sia necessario dare questo cambio sostanziale di passo rispetto agli altri o al passato. Ora, io sono al governo, quindi nessuno più di noi può capire quanto, da militanti, può capire quanto sia complesso cambiare un modello che oramai governa questo paese da 30 anni. Quindi, con l'obiettivo di cambiare in maniera solida la situazione, mi rendo conto dal governo quanto sia complicato e quindi quante pastoie, diciamo il deep state, come viene definito, ci mette contro. Guarda solo il caso del ponte sullo stretto di Messina, che peraltro non nelle regioni del nord, ma in una regione del sud, è ampiamente osteggiato da molta parte del deep state. Perché? Perché il ponte sullo stretto di Messina anni fa lo lanciò un signore che si chiamava Silvio Berlusconi, e oggi il campione, il recordman rispetto al ponte sullo stretto di Messina, perché mai si è arrivati a questo punto, si chiama Matteo Salvini. Matteo Salvini, che vi devo ricordare, lo ricordo a me per primo, è sempre stato osteggiato dal deep state, innanzitutto attraverso questi strumenti. Guarda, adesso dicevo il ponte sullo stretto, noi lo abbiamo approvato politicamente, ma adesso la Corte dei Conti sta iniziando a fare dei rilievi, sui quali chiaramente ci auguriamo di poter trovare delle soluzioni rapide e quindi di iniziare i lavori entro l'anno. Ma vi devo ricordare, a me per primo, che il signor Matteo Salvini, leader della Lega, ex ministro dell'Interno, è ancora sotto processo per la gestione dell'immigrazione che ha messo in atto, adempiendo non solo ai suoi valori di militante della Lega, ma alle promesse elettorali che fece agli elettori italiani che lo premiarono. Dunque, cambiare è molto complicato. Ora, il fatto che ci sia una astensione così alta è dovuto anche, non solo, anche al fatto che probabilmente molti elettori, e noi potremmo richiamare molti elettori, mettendo a terra una serie di iniziative di riforme che veramente cambino la situazione. Il tema della riforma della giustizia, sulla quale, come sapete, c'è un iter infinito, o lo si fa o lo si fa, altrimenti molti elettori anche del centrodestra, ma persino del centrosinistra, non capiranno la differenza di avere al governo
un governo di sinistra o un governo di destra, un governo che difende una magistratura politicizzata, che è l'obiettivo addirittura di Togliatti tantissimi decine di anni fa, o un governo di centrodestra che chiaramente una riforma seria della magistratura, con una magistratura realmente indipendente dalla politica, possa essere adempiuta. È chiaro che se non c'è questa risposta, alla fine uno si chiede: ma perché devo andare a votare? Dunque, tornando a bomba, è evidente quanto il governo di centrodestra sia diverso da un governo di centrosinistra, ma questo lo vedo io, lo vede Sammy Varin, che tutti i giorni legge i giornali e le agenzie di stampa, lo sentono i nostri ascoltatori, perché ascoltando questa radio, diciamo, hanno una situazione molto privilegiata rispetto alla politica. Lo dico perché le nostre manovre economiche non solo hanno mantenuto i conti, ma dall'altra parte sono andati nella direzione di sostenere alcuni settori della nostra socialità che sono nella nostra, nel nostro DNA: la famiglia, le giovani coppie, le imprese e soprattutto i liberi professionisti con la flat tax, insomma una serie di cose. Gli altri avrebbero fatto tutt'altro, la difesa della prima casa, gli altri avrebbero fatto tutt'altro, ma le persone, finché non vedono delle grandi riforme solide, ritengono che questi siano dei movimenti, quasi un rumore di fondo. Ecco, ci devono essere una serie di riforme solide che il governo chiaramente intende chiudere nell'ambito della legislatura, quindi ci sta che i tempi siano tempi medio-lunghi, ma queste cose le dobbiamo portare a casa. Interessante. E così non abbiamo fatto la domanda bella, anche se l'hai ripresa tu, e siamo contenti che la manovra porti tante positività. Giorgetti, il nostro prossimo Presidente della Repubblica, ha parlato di miracolo e arrivano 2 miliardi per i salari, taglio IRPEF dal 35 al 33%, la rottamazione, c'è molta lega in questa manovra, nuovo ISEE, resta il bonus casa, tutti argomenti, signori, che sentirete esplicitare in queste trasmissioni su Radio Libertà, ma che anche, Alessandro, anche gli altri quotidiani oggi sono rimasti un po' basiti. Tanto la notizia non si aspettava, Repubblica, che ci fosse un aumento sul tavolo di soldini. Morelli, positività, ci salutiamo con un po' di positività. Grazie a tutti voi, grazie a te Sammy.